Claudia Minutillo, testimone dell'accusa nel processo Mose, ha parlato della raccolta di fondi neri per circa 10 milioni di euro in 4 anni da girare al Consorzio Venezia Nuova, all'epoca retto da Giovanni Mazzacurati. Il processo in corso al Tribunale di Venezia vede imputate 8 persone, tra cui l'ex sindaco Giorgio Orsoni e l'ex ministro dell'Ambiente Altero Matteoli. I soldi raccolti con un sistema di false fatturazioni servivano a pagare le tangenti necessarie a proseguire i lavori di realizzazione del sistema di dighe mobili. A beneficiarne politici e funzionari pubblici che avevano il compito di rimuovere tutti gli intoppi sulla strada dell'opera. La Minutillo, ex segretaria tuttofare dell'allora governatore veneto Giancarlo Galana, ha indicato in Giovanni Mazzacurati il vertice di tutto il sistema di pagamenti illeciti. Non coinvolta direttamente nella consegna delle tangenti, il compito della Minutillo era quello di aiutare nella creazione dei fondi neri. Sempre secondo la deposizione della donna, tra i beneficiari delle tangenti ci sarebbero stata l'ex presidente del Magistrato alle Acque, Maria Giovanna Piva, e una società legata all'ex ministro Matteoli.